Ritorna dopo alcune settimane, e l'ultimo è stato in occasione della Coppa Italia, il derby tutto agrigentino tra l'Acregas e la Pro Favara. Entrambe si presenteranno al cospetto dell'Esteneto con animo diverso. I biancazzurri galvanizzati dalla brillante vittoria esterna di Alcamo, favaresi un po' delusi per la sconfitta interna patita ad opera del Geraci. I presupposti per una grande battaglia ci sono tutti, se a tutto ciò si aggiunge la presenza di alcuni ex. Non si dimenticano l'attuale tecnico favarese Giovanni Falsone, Gerlando Contino, Gero Iannello, Peppe Fallea, Gabriel Spina e qualche giovane del recente passato come Gabriele Trupia. Una sfida diversa da quella di Coppa, anche per la presenza di alcuni nuovi calciatori in forza alla Pro Favara come Mariano Cordaro. Intanto domenica prossima, 10 novembre, sarà giornata biancazzurra. Lo ha stabilito la dirigenza cragantina, per cui abbonamenti ed ingressi di favore sono di fatto sospesi. Per quanto riguarda i biglietti d'ingresso non subiranno variazioni di costi. La tribuna coperta costerà 10 euro, la curva sud 5, il settore ospiti 7. Infine sarà ancora un arbitro che viene da lontano a dirigere il derby agrigentino Acragas e Pro Favara. È stato infatti designato ed arriva dalla sezione di Bassano del Grappa il signor Pier Francesco Saugo, un direttore di gara dal polso duro in forte odore di promozione. Suoi assistenti saranno invece della sezione di Messina, Alberto Fiore e Salvatore Totaro. Per quanto riguarda le altre gare in programma, la nona giornata di campionato propone scontri interessanti per la classifica generale. Il Dattilo Noir, con i favori del pronostico, gioca a Marineo con il locale Oratorio. Vincere significherebbe mantenere le distanze dalla diretta inseguitrice Acregas. Partita di cartello a Castellammare, dove sarà di scena la Sanghataldese, mentre il Canicattì a Monreale cerca conferme per continuare a scalare la classifica. Dobbiamo noi, sotto l'aspetto caratteriale e di aggressività, dare qualcosina in più perché sicuramente troveremo una squadra, ripeto, molto aggressiva. Chi recuperi per domani? Allora, tranne Cipolla che è squalificato, penso non al 100% di condizione, ma al 100% di disponibilità sia Pirrone che Treppiedi. L'ala credo che siamo sulla via di guarigione, me lo porto però credo che poi vediamo in partita, ma spero di non rischiarlo, ma siamo anche lì sulla fase di recupero. Fortunatamente non vorrei dire da un paio di partite e di settimane non abbiamo più degli infortunati, quindi insomma ho delle pedine a disposizione dove sicuramente in partita serviranno. Per la gara di domani cosa ti senti di promettere ai tifosi biancoazzurri e cosa chiedi al popolo biancoazzurro che domani assisterà alla partita? Ma quello che prometto è quello che ho promesso da quando che sono arrivato, di rispettare la città, la maglia. Penso che senza sviolinate lo abbiamo sempre fatto, siamo sempre lì, tra mille difficoltà, come ho detto in precedenza, questi ragazzi danno l'anima. Ma non lo faccio perché ho bisogno di avere il gruppo alla mia parte, perché ce l'ho, nel senso io questi ragazzi li posso solo elogiare. Credo che un gruppo così a livello di educazione calcistica ma anche personale, a livello di professionalità, proprio loro tengono a questa squadra, cioè loro si sono cuciti veramente la maglia addosso, perché io lo vedo anche quando nei momenti di difficoltà ci siamo compattati, vedi le ultime due partite in 10. Quindi io questo prometto che noi daremo sempre il massimo. Quello che chiedo ai tifosi, ma secondo me in questo momento non c'è bisogno da chiedere, perché abbiamo visto che questo avvicinamento che a noi fa solo piacere, quindi sono convinto che loro domani saranno un'alma in più. Sì, siamo motivati per fare bene, dobbiamo dare continuità ai risultati, è sempre un derby, siamo pronti a dare battaglia e speriamo di portarci 3 punti a casa. Cosa temi della Pro Favara? Beh, il mister sicuramente, dato che lo conosco, starà preparando la partita nel migliore dei modi, hanno dei giocatori molto importanti alla categoria, però noi siamo l'Acragas, giochiamo in casa e speriamo che
il pubblico ci viene a dare una grande mano, che abbiamo bisogno di loro, e poi sta al campo a giudicare. Quanto ti manca il primo gol in campionato? Lo cerco, sinceramente lo cerco, però speriamo che domani sia la volta buona di sbloccarmi, e poi man mano il lavoro paga, quindi tempo a tempo. Cosa prometti ai tifosi dell'Akragas e cosa ti aspetti dal popolo bianco-azzurro domani? Sicuramente spero che domani il tempo permetta, così la gente può dare una grande mano e aiutarci. E poi niente, noi stiamo bene, siamo un bel gruppo, quindi siamo positivi.